che sono gli artefici di questi incontri, di queste giornate così molto importanti. Cercherò di presentarvi alcuni dati che ormai vengono considerati certi, definitivi. Il fatto che la città di Vicenza fosse una città vivacissima dal punto di vista economico nel periodo di Palladio, ormai questa è una cosa che non viene più posta in discussione. Le opere antiche vanno esaminate con ogni cura. L'ammirazione sentimentale per la loro grandezza non produce alcun frutto. Bisogna considerarle, misurarle, comparare le une alle altre così da comprendere quali canoni, quali rime le informino. Poi bisogna disegnarle, compierne rilievi esatti, ciò implica costanza, pazienza, lungo lavoro, esercizio filologico, avanzare a piede lento, come indicava Leon Battista Alberti e aggiungeva: il fare senza pazienza infuria, è rovinoso, io indugio quando posso. Allora, come ci ha spiegato Carlo Ginzburg nel libro su un seminario sul beneficio di Cristo, viene un momento nella ricerca in cui, come un gioco di pazienza, tutti i pezzi cominciano ad andare a posto. Ma diversamente dal gioco di pazienza, dove i pezzi sono tutti a portata di mano e la figura da comporre è una sola, nella ricerca storica i pezzi sono disponibili solo in parte e la figura che si può comporre è più di una, ma quei pezzi disponibili solo in parte sono la varietà dei frammenti della storia. Ricordo che gli artisti citati dal Palladio adottavano ampiamente il metodo della estrapolazione. L'antico è spesso citato da loro per frammenti, cui è assegnata altra significazione che la loro propria. Non è compito dell'architetto ricomporre l'infranto della storia. A Villaforni Cerato è solo possibile dare nuova voce, ma per mantenere sospesi i verdetti. All'architetto spetta incidere col bisturi sul corpo della villa, le cui cicatrici non vanno rimarginate, poiché quelle cicatrici non rimarginate squarciano la compattezza della costruzione, impediscono loro di presentarsi come verità assoluta. Sul mio tavolo di architetto analista ho allineato i pezzi disponibili del processo costruttivo palladiano di Villa Forni Cerato, lasciando vivere i problemi irrisolti del suo passato per inquietare il nostro presente. Vi elencherò ora questi pezzi come scoperte. Finestre. Le vistose fessure verticali che oggi si notano nel sottofinestra del piano nobile hanno fatto supporre che il loro tamponamento murario, non in continuità costruttiva con le pareti, sia stato eseguito in epoca successiva alla costruzione della villa e attuato allo scopo di dotarla di serramenti vetrati. Fortunatamente questi tamponamenti successivi hanno lasciato un intercapedine di circa 10 cm rispetto al sottofinestra originario, così è stato facile svelare la presenza nella nicchia seguendo il girare dell'intonaco di calce dentro la nicchia stessa. Quello che appariva svelato era uno straordinario sistema per raccogliere l'acqua piovana che, nelle forti piogge, spinta dal vento, riusciva a passare sotto i balconi alla Vicentina. A 20 cm sotto la soglia è posizionata una piccola canaletta di pietra di Vicenza che, col suo incavo e una leggera pendenza verso il centro, raccoglieva l'acqua che passava sotto il balcone, scendeva lungo un muretto leggermente inclinato verso l'interno. Un piccolo taglio centrale nella canaletta convogliava l'acqua piovana dentro un doccione murato, sempre in pietra di Vicenza, che all'esterno sporgeva circa 15 cm, gettando l'acqua lontano. Potremmo così vedere, nelle giornate piovose, stando all'esterno, sotto l'ombrello, la villa piangere acqua dei doccioni delle sue facciate e ricordare il Palladio, l'uomo dell'acqua e dei desideri liquidi, che ho già inseguito con meraviglia nell'interrato di Villa Caldogno. Scrive Rainer Maria Rilke nelle Elegie Duinesi: questo deve dire all'angelo necessario alla terra, casa, ponte, fontana, porta, finestra, brocca, albero da frutta o al più colonna, torre. Finestra, che esige il guardar fuori, nell'aperto heideggeriano. La finestra è una strada per lo sguardo verso la fontana, l'albero, il frutto, una strada che unisce le cose raccolte all'interno e quelle che fanno grappolo all'esterno. Incessantemente l'esterno si raccoglie all'interno e l'interno si vuota e svuota all'esterno. La brocca,
il doccione. Pavimenti. Dopo aver tolto il tamponamento murario del sottofinestra è comparsa alla base della nicchia una porzione di pavimento originario costituito da tavelli di cotto posate con un particolare disegno a contrasto contornato da una cornice sempre in cotto di 7 cm. Questo ritrovamento ci consente di realizzare fedelmente com'era in origine il pavimento di cotto delle stanze laterali del piano nobile attraverso l'analisi materiale e dimensionale dei reperti trovati. Anche nel salone centrale il lievito del tamponamento di una sottofinestra nella parte che dà sul brolo ha rilevato la presenza di un pavimento alla veneziana, realizzato in coccio-pesto e sassolini di fiume. Questo consentirà di ricostruire la pavimentazione originale e di verificare la modulazione della luce solare dentro lo spazio del salone, fondamentale per capire il Palladio nel suo progetto di cangiare le simmetrie. Pareti. Sono state eseguite le stratigrafie su tutte le pareti del piano nobile della villa per verificare la consistenza degli intonici e per cercare la presenza o meno di affreschi. Il non ritrovamento di nessuna traccia, anche minima, di affreschi ci conferma l'importanza di Villa Fornicerato come unicum per non essere stata internamente dilatata da trompei prospettici incorniciati da dipinte e finte architetture classiche. La malta delle pareti è ricca di leganti, tirata in superficie a ferro, estremamente compatta e lisciata e risulta coperta da uno scialbo a calce bianco che assume sfumature cromatiche leggermente differenti in funzione dell'incidenza della luce ambientale delle diverse stanze. Questo livello compatto e lisciato, per la sua composizione materica e per l'accuratezza esecutiva, è identificabile come originale e in fase temporale con la costruzione dell'edificio. Ricordiamo che il toponimo Montecchio Precalcino deriva da Montecchio, Monticello, poi da Prato e dal calcinus della calce e rimanda alle ghiaie trasportate dal torrente Astico. Gli abitanti del luogo raccoglievano i sassi per fare la calce e i ciottoli per costruire case e mura. La volontà da sempre espressa di non dotare la villa di impianto elettrico e di usarla nelle ore diurne o al lume delle candele rende determinante lo svelamento e il ripristino, dove ammalorato, dell'intonaco di calce originario. Noi architetti dobbiamo restare prudenti di fronte al riuso e diffidenti nei confronti dei tecnologi della rifunzionalizzazione, della climatizzazione, dell'illuminazione accecante. Dobbiamo restare diffidenti. Tra qualche tempo avremo tutti l'opportunità di vedere sulle pareti del piano nobile riverberare la luce del giorno. Le sue vibrazioni cromatiche ci condurranno dentro l'aura di un interno senza distrazioni pittoriche, dandoci la magia volumetrica di uno spazio interno colorato solo dalla vera materia del Palladio, l'architettura. Rispetto all'intero corpo delle ville palladiane, Villa Fornicerato diventerà unica e assoluta per i suoi interni cangianti. Le pareti esterne saranno semplicemente pulite. E qui non posso dimenticare un monito di 50 anni fa di Carlo Scarpa. A Vicenza hanno restaurato Palazzo Valmarana. Era una cosa sublime di vibratilità, di carattere, di cesello d'argento nello spazio. Gli hanno dato una patina sopra e hanno rovinato tutto. Non si può toccare nulla. Il restauro è un problema difficile. Se si restaura un muro e lo si vuole restaurare sul serio, non si può che lasciarlo com'è. Quindi, se un muro è storto, bisogna lasciarlo storto e non raddrizzarlo. Del restauro dovrebbero occuparsene poche persone. In fondo, probabilmente, è la storia che serve molto. Scala interna e bagni. Nella pianta del piano nobile del Bertotti Scamozzi sono riportate nel lato sinistro sia la scala a chiocciola che i cessi, così li chiamava Palladio. Come in altre ville, Palladio posiziona la scala a chiocciola in luoghi strategici e funzionali a quello che oggi chiamiamo il servizio al piano. Ed è da avvertirsi che non si ha avuta molta considerazione nel mettere le scale minori in luogo che abbiano lume vivo, perché non avendo esse a servire se non ai luoghi di sotto e a quelli di sopra, i quali servono per granari overmezzati. Spiegando proprio in là, le scale a lumaca, che a chiocciola anco si dicono, si fanno altrove ritonde e altrove quadre, alcune volte con la colonna nel mezzo e alcune volte vacue. Nei luoghi stretti massimamente si usano perché occupano meno luogo che le dritte. Almeno fino a oggi, ma non demordo,
Non sono state rilevate tracce di questa scala a chiocciola, ma il ritrovamento al piano terra di una larga cornice di pietra, una porta murata nella parete divisoria con la cucina, dimostra chiaramente la relazione funzionale tra la cucina dove si preparava il cibo e il salone del piano nobile usato per i banchetti. Guardando sempre la stessa pianta, vediamo accanto alla scala 2 vani stretti e lunghi dotati di finestre e adibiti a servizi igienici. Nel secondo dei 4 libri, al capitolo 3, intitolato Dei disegni delle case di città, Andrea Palladio scrive: i cessi sono accanto alle scale e benché posti in luogo lontano dal sole hanno alcuni spirali dal fondo della fossa per la grossezza del muro che sboccano nella sommità. Durante la manutenzione del tetto sarà possibile verificare l'esistenza di tali spirali verticali, mentre nella parte bassa la realizzazione della scala attuale e l'apertura delle finestre per illuminarla hanno pesantemente manomesso una parte di facciata, alterandone le simmetrie, distruggendo l'eventuale canne di scarico. Scala esterna. Un mio amico architetto che stimo e col quale ho condiviso lo studio per alcuni anni, oltre alle interminabili discussioni di architettura, un giorno mi disse: per Villa Forni Cerato guarda attentamente Francesco Muttoni. Mi hanno sempre incuriosito i 2 rilievi di Villa Forni Cerato ravvicinati nel tempo, uno del Muttoni datato 1740 e l'altro del Bertotti Scamozzi del 1778, 38 anni dopo, e in particolare il rilievo della scala esterna che conduce al piano nobile. L'attuale precarietà statica della scala dovuta a vari rifacimenti, imprecisi restauri dopo crolli parziali, mi induceva ad approfondire l'analisi dalla quale sono emerse alcune scoperte. La prima è il ritrovamento della continuità dell'intonaco nel lato sud del pilastro d'ingresso della loggia, dove oggi c'è l'attacco del parapetto della scala e quindi questo parapetto non esisteva nella costruzione originale. La seconda è ancora la continuità dell'intonaco steso sopra la fascia marcapiano, fascia che si vede continuare sotto l'attacco della scala attuale quando si posa sulla villa. Si può supporre che la fascia sia l'ultima alzata della scala prima dell'arrivo alla loggia. La terza bisogna cercarla seguendo il correre delle tavelline di cotto che allineano la parte superiore delle finestre del piano terra dell'avancorpo della loggia. Tavelline che poi scompaiono perché martellate via per realizzare la porta d'accesso al piano terra. Inizialmente la porta d'entrata era posizionata nel lato corto della loggia per collegare più facilmente villa e barchessa. A questo punto il disegno della scala del rilievo del Muttone prende consistenza filologica, confortato anche dal fatto che la più antica testimonianza di Villa Forni Cerato è data proprio dal Muttoni, che nel 1770 cita il villino come opera del Palladio. Quindi, in un giorno di quelli in cui l'intuizione mi assale, ho cercato cautamente alla base della scala la ricerca di una fondazione più larga, nel punto dove doveva iniziare la scala corta del Muttoni. Meraviglia! Ho invece intercettato da ambo i lati della scala i tronconi originali dello scalino di partenza, che ogni buon costruttore settecentesco lascia come fondazione già consolidata nel terreno, pertanto idonea a sopportare pesi. Tutto questo che ho sopra elencato mi ha dato il coraggio di proporre di creare una scala in pietra partendo dallo scalino ritrovato, arrivando al piano della loggia, con la fascia marcapiano come ultima alzata, un'ascesa verticale, senza pianerottolo, senza interruzioni al nostro salire ospitante. Palladio scrive nel libro primo al capitolo 13: osservarono gli antichi di far gradi dispari, affine che, cominciando a salire col piede destro, col medesimo si finisse il che pigliavano di buon auspicio. Una scala corta, con gradini dispari, per dare a voi che entrerete buon auspicio e ospitalità, prospetticamente lanciata a infilare prima l'arco della Sagliana e poi la porta che apre al salone, rafforzando in avvicinamento l'originaria verticalità dell'architettura della villa, muniti di una giusta dose di autoprotettiva vertigine. Rudere. L'approccio al restauro delle architetture ridotte allo stato di rudere riconosce ad esse la dignità di monumento. Di loro si possono effettuare alcune ricomposizioni, ma non delle ricostruzioni totali. Così scrive lo storico Fausto Franco nel 1958 nel testo Le meraviglie del passato. Qui a Montecchio Precalcino, nella ristrutturazione del rudere quattrocentesca, ho pensato di assumere l'insegnamento del Franco come momento progettuale
Non quindi la competizione con la rovina, non la nostalgia di una fotoricordo, ma l'operatività di una rigenerazione, di una riconfigurazione. L'accettazione della decadenza e, se vogliamo, della morte di questo rudere convive dentro di me come individuo creativo insieme alla consapevolezza di una serie lunga di morti e di rinascite che ha portato a noi dell'antichità profezie di un futuro che ora è il nostro presente. Ho visto spesso recidere dal contesto del nostro tempo le rovine, isolandole, rendendole solitarie e romanticamente astanti, togliendo loro il fascino ricevuto dall'aura e dal mito in essi imprigionato. Non dobbiamo isolare la rovina solo per contemplarla come un fossile abbandonato, ma diventare costruttori e parassiti dentro il suo involucro vuoto, dentro il suo guscio, ma con mano leggera e materiale reversibile come il legno del mercatante Girolamo Forni, trasformato in tavole pensate e tagliate nelle sue segherie attive a Cogollo nel 1550 o a Velo d'Astico nel 1551. Noi lo sappiamo che il 24 febbraio del 1558 l'Accademia Olimpica ha un debito di 72 troni nei confronti di Messer Hieronymo Forni per legname fornito nell'allestimento delle scene dell'Andria di Terenzio rappresentate l'anno precedente. Palladio, nel 1557, disegna il fronte della scena per l'Andria come un figurato tempio, una grande cornice di legno che inquadrava il fondale dipinto. Lo stesso figurato tempio veniva usato l'anno dopo per rappresentare e celebrare Ercole, istitutore degli antichi giochi olimpici. Di tavolato ligneo sarà realizzata la casa dentro il rudere, una casa dentro la casa. Al piano terra verrà ricavata una sala polifunzionale adatta per conferenze e incontri con circa 80 sedute, rivolte verso il tavolo dei relatori posto sotto la colombara. Alle spalle dei relatori si potrà vedere aprirsi la vasta campagna inquadrata da quella che ho chiamato Selliana rurale, dovuta al crollo del solaio ligneo del primo impalcato della colombara. Una scala a chiocciola in legno condurrà al sottotetto della colombara, pensato come un piccolo studiolo che ricorda gli studioli di Urbino e Gubbio realizzati da artisti fiamminghi per Federico da Montefeltro. Le pagine iniziali del libro Ricerca del Rinascimento di Manfredo Tafuri sono dedicate alla beffa del grasso legnaiolo, innescata da Filippo Brunelleschi per una mancata partecipazione del grasso a un pranzo domenicale su invito dello stesso Brunelleschi. L'assenza a quel pranzo del grasso legnaiolo, un abile artigiano di plastici di architettura in legno, diventa il pretesto per cambiarne l'identità e quindi di immettere il fittizio dentro la storia. Così ho pensato che il mercatante legnaiolo Girolamo Forni diventa il bullato nella sua ambiguità sessuale rappresentata nella sua statua posta lassù in alto nell'angolo con la vezzura sinistra nella scena del Teatro Olimpico. Forni è chiuso in quel luogo a specchio deformato che è l'Olimpico, o meglio, dentro uno studiolo di tarsie prospettiche, forse ancora l'Olimpico, in cui l'assenza di finestre sulla realtà esterna provoca una distorsione della visione intellettuale. Bisognerà salire lassù, nello studiolo biblioteca, e guardare la villa dall'alto, dentro il suo paesaggio, come Girolamo Forni guarda oggi dall'alto del Teatro Olimpico, noi seduti nell'emiciclo davanti alle prospettive deformate di una Tebe Vicenza. Un disegno. Giovanni Zaupa ha trovato sul retro di un documento notarile datato 25 febbraio 1562 un disegno del Palladio che è un progetto più che un rilievo. Harvard Barnes conferma che i segni convenzionali rappresentati coincidono con quelli usati dal Palladio, per esempio la cancellazione dei muri mediante tratteggio. Barnes è fiancheggiata da scale e da due sole stanze, una disposizione che ricorda Villa Fornicerato e fa pensare a una proposta di ammodernamento di un edificio esistente, come sappiamo evidenziato nel Balanzon Tiene, che dice che un tale Girolamo della Grana possedeva già in località Capo di Sotto a Montecchio Precalcino una casetta con una tezza, con 15 campi, vel circa intraprativi e terrativi, computa orto e cortivo. Da qui parte la comparazione tra il rilievo laser scanner delle preesistenze col disegno palladiano e sovrapponendo il vano del rudere con la stanza destra del salone del piano nobile si nota la rispondenza planimetrica della pianta col sito di Capo di Sotto.
La certezza della rispondenza è data dalla chiusura a destra dello schizzo, dove la barchessa termina perfettamente con l'angolo delle due strade che si incontrano. Questa barchessa contiene un vano contini per il vino. La cantina invece è medievale ed è localizzata sotto il progettato salone, imponendo nella quota di calpestio sollevata di pochi scalini ben segnati nello schizzo. A fianco del vano dei tini si trova la grande stalla per i buoi che servivano per trainare il legname sceso dall'astico e fermato ai murazzi. Le barchesse sono staccate dal corpo padronale da due cortili provvisti di pozzo e loggia. La barchessa di sinistra contiene i legnami del mercatante al coperto. Per mancanza di spazio nel foglio dell'atto notarile, Palladio traccia una lunga mura di chiusura del vasto brolo, con appena all'interno una linea ondulata a rappresentare una loggia tuttora esistente. Per meglio capire questo disegno in rapporto col luogo di Capo di Sotto, bisogna leggere Palladio. Trovato il sito lieto, ameno, comodo e sano, si attenderà all'elegante e comoda compartition sua. I coperti per le cose di villa si faranno avendo rispetto alle entrate e in modo congiunti alla casa del padrone, che in ogni luogo si possa andare al coperto, acciò che nelle piogge, negli ardenti soli dell'estate, gli siano di noia nell'andare a vedere i negozi suoi, il che farà anco di grandissima utilità per riporre al coperto i legnami e infinite altre cose della villa che si guasterebbero per le piogge e per il sole, oltre che questi portici apportano molto ornamento. E tanto basti aver detto in universale elezione dei siti e del compartimento loro. E ancora nel libro secondo, ma il capitolo primo, si dovrà dunque, come ho detto, per quanto si possa, aver riguardo a quelli che vogliono fabbricare e non tanto a quello che essi possano, quanto di che qualità fabbrica loro stia bene, e poi, che si avrà letto il sito, si disporranno in modo le parti che si convengono al tutto e fra le stesse, e vi si applicheranno gli ornamenti che pareranno convenirsi. Ma spesse volte fa bisogno all'architetto accomodarsi più alla volontà di coloro che spendono che a quello che si dovrebbe osservare. Ecco forse perché Villa Fornicerato, realizzata su diverso disegno, non era funzionale al trattato teorico di Palladio e non vi compare. Conclusioni. Alla storia bisognerà abituarsi a non chiedere pacificazioni, ma neanche bisognerà chiedere di percorrere l'infinito sentieri interrotti per poi fermarci attoniti al limite del bosco fatato dei linguaggi in cui terminano molti testi storici paghi di se stessi. Il sentiero va abbandonato se si vuole scoprire ciò che lo separa dagli altri sentieri. La pratica del potere occupa spesso l'insondabile foresta. Questa foresta va tagliata, va percorsa, sempre di nuovo. Ma tagliare quella foresta significa produrre legname, e quel legname ci serve per realizzare le tavole delle buone arti e a mettere mano alla costruzione di navicelle che ci servono a non annegare nel fiume che è la vita. Ricordando Girolamo Forni, possiamo dire che nessuno è più caro agli dèi di coloro che lottano per guidare quelle navicelle lungo il corso del fiume della storia e della vita e che si prodigano per produrre e riparare le tavole delle buone arti che qui a Montecchio Precaccino sono così ravvicinate e ci parlano di architettura e di vita, nel continuo andare e venire tra la villa e l'astico, tra Palladio e l'acqua. Grazie.